Ringrazio a nome mio e delle mie ragazze di questo. Fabio sicuramente sarebbe stato molto felice di tutti voi, come vi voleva bene, come ha detto Luca. Che dire, grazie ancora per il vostro impegno e per questa memoria che avete fatto. Porterà d'ora in poi il nome di Fabio Gazzabini il campo di addestramento cani lungo le grave del Piave a Pederobba, un luogo che proprio Gazzabin, da assessore provinciale alla caccia, aveva contribuito ad attivare. E io sono convinto che Fabio verrà ricordato in molte altre occasioni in giro per il Veneto, perché Fabio, c'è un sacco di gente che vuole ringraziarlo, però è giusto, penso che le cose non nascano a caso, è giusto che si parta da qui, perché per lui voi eravate una famiglia. In quell'area in cui i cacciatori o semplici appassionati di cani da marzo ad agosto addestrano i loro animali, si sono ritrovati gli amici e i collaboratori di una vita dell'ex sindaco di Arcade, morto a ottobre scorso. Fabio Gazzabin, quando era l'assessore provinciale alla caccia a Treviso, è lui che ha fatto nascere e ha creato questo campo. L'unico campo addestramento cani per segugi in regione Veneto. Un'intitolazione accolta con gioia dalla moglie di Gazzabin, Marilena, e dalle figlie Elisa e Giulia. È un grande onore per noi, è un gran conforto anche sapere che tante persone hanno voluto e vogliono ancora bene a Fabio. Ha cercato di dare tutto se stesso per loro, per aiutarli nelle loro problematiche e penso che questa riconoscenza che loro stanno dimostrando veramente rallegra il cuore. Lui ci teneva tanto a tutti ed infatti queste dimostrazioni d'affetto a noi ci fanno solo del bene al nostro cuore. Ecco.